ciò che ha detto il Presidente è talmente ampio, articolato e di prospettiva che è molto difficile poter aggiungere altri dettagli. L'impegno del Dipartimento sarà quello di concentrarsi sin da subito su questa fase di studio che ha detto il Presidente sarà immediatamente avviata, e quindi noi individueremo le figure ulteriori o eventuali integrative rispetto a quelle che sono già state segnalate, per un coinvolgimento in questa sorta di seminario permanente che dovrà portare poi all'idea, all'ipotesi progettuale. E, ripeto, l'impegno sarà concreto, sarà rapido, e da questo punto di vista assicuro al Presidente tutta la disponibilità del Dipartimento, di tutte le sue strutture centrali e periferiche, e l'attenzione massima anche al rigore scientifico. Saremo sempre in continuo contatto, l'operazione è molto ambiziosa e dunque va sostenuta con ogni avvertenza di carattere filologico, come ha richiamato il Presidente, scientifico, ma senza sottovalutare gli aspetti innovativi e anche di provocazione culturale in senso positivo che sono impliciti in questa proposta. Per quanto riguarda ovviamente il dettaglio più tecnico-archeologico, io mi fermo e passo la parola ai colleghi archeologi, perché, come è noto per chi mi conosce, io non sono un archeologo. Da questo punto di vista in questo tavolo ci sono presenze più qualificate delle mie. Soprintendente, prego. Allora, si profila un nuovo progetto per la città, insomma, anche in relazione alla riconversione, ai temi che in questi giorni sono stati seguiti. Ho avuto l'onore di firmare insieme al Presidente anche questa convenzione con l'ENI per quanto riguarda la nave greca che in questo momento è conservata qui e che poi andremo ad esporre nel Museo delle Navi, per il quale, come sapete, è in corso espletamento la gara sull'Uregati per l'importo di 5.200.000 euro circa. Quindi sono tutta una serie di cose che si inseriscono in questo discorso, in questa provocazione, importante su Gela. Per quanto riguarda l'aspetto strettamente archeologico, voglio subito entrare sul tema principale, che è quello. Noi abbiamo pensato, in comune accordo con la dottoressa Bambini, che ha seguito fra l'altro questi temi proprio dal punto di vista scientifico negli anni passati, di coinvolgere in termini positivi, in termini operativi, personalità importanti che ci potessero aiutare e sostenere in un percorso di questo tipo. Qui la prima persona che abbiamo contattato è Mertens, che è il più importante archeologo, direttore dell'Istituto Archeologico Germanico già di Roma, che è persona che conosce molto bene questo patrimonio di Gela, perché ha lavorato qui, ha lavorato a Siracusa, sulle mura dionigiane, uno che si è occupato della ricostruzione visiva, intanto in termini scientifici, in maniera molto importante, di tutte le mura dionigiane. E poi ovviamente dovremmo anche sentire altre professionalità. È un tema importante sul quale ci possono essere punti di vista diversi. Per quanto riguarda il tema complessivo del parco, ci sono delle cose importanti che si inseriscono in questo discorso, perché anche questo museo dello sbarco può essere anche in un punto simbolico importante all'interno del parco archeologico stesso. Noi abbiamo pensato a questo immobile che attualmente ha in uso l'ispettorato dipartimentale delle foreste, per cui è presente il dirigente, e quindi averlo, questo museo dello sbarco, non può che questa fra il pontile di cui parlava il Presidente e l'area della foce del fiume di cui si parlava pure, che quindi diventa veramente simbolico. Devo dire, sulla parte medievale sono molto contento che ho trovato uno sponsor e un sostenitore importante, perché credo che la parte medievale di Gela, un po' proprio perché si è guardato troppo a quella greca, ma pure malamente, un territorio importante anche sotto questo profilo, cioè un medioevo di grande qualità che va un po' rimesso in luce, a volte si tratta di evidenziarlo,
ricreare un percorso, insomma far conoscere Terranova e far conoscere questa fase della città mi sembra quello molto importante. In questo senso il parco non sarebbe poi così frantumato come si può pensare, perché abbiamo proprio sopra da una parte e dall'altra l'Acropoli, con tutto quello che abbiamo detto. Si è ragionato anche sul fatto di ricongiungere questi settori un po' tagliati dalla strada e cercare un po' di risistemare anche l'aspetto urbanistico della zona del Museo del Parco, in maniera tale da creare un parco che sia percepito come tale, no? La zona di Bosco Littorio va assolutamente reinclusa in tutto questo discorso. Quindi dicevo, a questo punto attraverso il Medioevo noi andremo a creare un percorso continuo che va dall'Acropoli fino a Caposoprano. Quindi in questo senso iniziamo anche a riprenderci la parte culturale della città più recente, che c'è pure, che è importante, che non va per nulla sottovalutato. Noi in questi anni abbiamo come soprintendenza restaurato varie chiese, scoperto varie cripte, ci sono per esempio cripte che potrebbero essere oggi anche rese visitabili, fruibili, c'è tanto patrimonio che va fatto conoscere. Quindi da questo punto di vista, se in un progetto di questo tipo riusciamo a incardinare anche il Medioevo, lo facciamo molto volentieri. Sono pienamente d'accordo che questo progetto potrebbe offrire la possibilità di un rilancio culturale della città, che va promossa anche attraverso la rivisitazione di quelle che sono le sue realtà archeologiche e non solo, e che hanno già una fortuna potenziale, il fatto che sono tutte demaniali, quindi su questo la Regione non dovrà impegnare alcuna risorsa. Qua è importante mettere in rete queste risorse e offrire un nuovo modello di fruizione a chi vorrà visitare la città. I punti cardini di questo sono 3 circuiti. Uno che è quello della città greca, cioè della Gela greca, nella quale un circuito poi di età medievale e un circuito anche della Gela di età moderna, che ha avuto una grande storia, anche economica. Questi 3 circuiti che in fondo si intersecano, ma che possono essere visti simultaneamente o differentemente e diventare poi alternativo anche l'uno dell'altro. Riunire, dare appunto l'idea di questa riunificazione che sotto il profilo geomorfologico c'era tra l'area dell'Acropoli e quella della località Bosco Littorio, che è ai piedi dell'Acropoli, che fino agli anni 60 facevano parte di un unicum, poi fu tagliato da questa catacomè, resasi allora al tempo, perché poi ogni vicenda viene storicizzata, per fare la strada che è quella che percorriamo per venire al museo. Io propongo ad esempio in questa pianificazione di interventi che all'Acropoli bisognerà accedere non da questo lato ma dal lato orientale, perché i tempi volgevano verso est e quindi recuperiamo l'immagine di quella che poteva essere anche l'organizzazione della città, accedendo da quel cancello che è sulle pendici orientali. C'era già un progetto in questo senso, era andato avanti e quindi districandosi attraverso dei percorsi didattici da organizzare sull'Acropoli, giungere al museo che diventa il punto di arrivo dopo aver sviluppato un percorso tra le evidenze archeologiche e monumentali dell'Acropoli. Riunificando la Bosco Littorio significa restituire l'idea di quella che era prima la collina di Gela, la parte orientale della collina. Deviare la platella verso... E da lì che bisogna andare al lato orientale, i tempi? No, dico deviare la circonvallazione anche verso il fiume. Certo, perché il fiume limitava da est la città. Bravissimo. La circolazione per recuperare l'integrità, della collina. Naturale della collina e quelli che erano i monumenti allora più importanti, i templi dell'Atenaio. Poi collegarla nuovamente attraverso una passerella, non lo so, un'altra struttura, alla località Bosco Littorio dove ci sono i resti dell'Emporio, lo stesso museo della nave, che è un unico, perché il museo della navigazione antica, quando allora fu progettato un paio di anni fa, era l'unica realtà di questo tipo, che delle navi greche ora si aggiungono anche altri, possiamo dire, relitti carichi di relitti di epoche differenti. Questo sarebbe un unicum per la Sicilia. Do la parola all'assessore come
intervento conclusivo della presentazione di questa idea progettuale di questa commissione di lavoro. Grazie. Io ringrazio dell'opportunità che mi si dà. Io mi sono occupato del Gela della provincia di Caltanissetta a metà degli anni del decennio scorso e parlando delle prospettive di sviluppo della provincia è evidente che una serie di potenzialità di criticità erano già molto evidenti allora. Io credo che Gela sia un lavoro che usa anche con una pubblicazione, un collega di Firenze, molto interessante, credo che Gela sia un punto di svolta. L'iniziativa che il Presidente ha sostenuto e promosso di anche con molto coraggio di accelerare il processo di riconversione del petrolchimico toglie un fardello alle prospettive di sviluppo turistico culturale di Gela, perché l'immagine di Gela è legata a un petrolchimico che cozza con una promozione di marketing che sul turismo culturale vuole altre immagini, vuole un altro ambiente che non quello dell'ambiente appestato dei fumi. Pur tuttavia la storia è facile fare giusto la storia seduti guardando all'indietro. Io credo che ho avuto una questione, analoga discussione a Siracusa, guardando lì ad Augusta evidentemente. Negli anni 50 non c'era turismo, quindi vuol dire la razionalità di quella scelta di puntare sul petrolchimico va vista e va contestualizzata in quel periodo storico e non guardandola oggi come se avessimo la conoscenza di oggi per ieri. Così la storia l'avrebbe aggiustata tutta, evidentemente. Negli anni 50 non c'era turismo, non c'era neanche l'autostrada del sole che portava da Milano giù i turisti, i tempi di percorrenza, figurate, il low cost e così via. Quindi quella scelta è una scelta tutto sommato mal impostata ma correttamente vista dal punto di vista delle prospettive di sviluppo del turismo. Cioè poi ha creato i vizi che ha creato perché il progetto fu fatto male, perché non si pensò a un indotto a valle, quello che c'è la storia è la conoscenza. Ora siamo dinanzi a un punto di svolta, cioè grazie alla riconversione di quell'impianto, da impianto di raffinazione a tecnologia in qualche modo più tradizionale, l'impianto di produzione di energia verde, l'immagine cambia, diventa compatibile con la promozione di un modello di sviluppo del territorio che si basa sul settore che chiamava il Presidente, cioè l'agricoltura, che è una propagine di quella cattoliese, che ha una reputazione, diciamo, anche di tipo imprenditoriale di grande qualità, punta sul turismo culturale, punta appunto sulla storia. Non è un percorso facile, un percorso che richiede impegno della classe dirigente che si intesta questa classe dirigente che oggi è qui e che governa questa città, quella che arriva vagamente futuro, avrà la responsabilità di gestire questo percorso che è già stato iniziato, del giro di svolta del modello di sviluppo della città e del suo territorio, da un modello di una industrializzazione che è stata, come dire, abortita, ad un modello di sviluppo che è tutto centrato sul turismo. Io credo che l'assessorato dà il massimo impegno nel dare sostegno a questa prospettiva sostanzialmente di crescita. E l'iniziativa del museo, l'allargamento degli interventi in area archeologica usate dalla professoressa Bambini sono assolutamente condivisibili. Questo comitato di studi che sarà composto oltre che dalla professoressa Bambini, dal dottore Guzzardi, dal professore Cusimano dell'Università di Palermo, dal professore Spina che è qui all'Università di Catania, il professor Mertens che è l'archeologo di fama internazionale di cui stiamo parlando. Quindi a capire quali sono le ipotesi di fattibilità di questi investimenti e quali alternative di realizzazione possono essere rese percorribili in modo credibile. Noi su questo diamo, come dire, la massima disponibilità a dare il massimo impegno, diciamo, su questo percorso, ovviamente utilizzando i fondi che noi abbiamo già inserito il Museo Archeologico di Gela fra i grandi attrattori culturali del Pone e Cultura e Sviluppo del Ministero. Quindi nella programmazione 14-20, nel contenitore che riguarda i fondi extraregionali a regia ministeriale, il Museo Archeologico di Gela e quindi su potenziali sviluppi collaterali sono già inseriti fra gli 11 attrattori che hanno individuato come scala regionale. Qui Gela può intercettare, qui ho fatto nella localizzazione di Gela. Gela è il punto di intersezione di 3 aree, di 3 siti UNESCO. Da un lato sopra c'è Piazza Armerina e Aidone, da una parte verso ovest c'è Agrigento, verso est c'è la Val di Nord. Allora Gela è in condizione di intercettare i flussi turistici che sono attratti da questi grandi attrattori internazionali. Parliamoci bene,
Un turista si muove cercando, attratto dai grandi fatti culturali. Non c'è dubbio che il Mare dei Templi, che il Villa del Casale, Egone e la Val di Noto sono punti di grande reputazione. Ma questa centralità, questa paricentricità verso sud che ha, facendo delle linee su Gela, la candida a poter intercettare flussi importanti su un prodotto che deve costruire sulla base di quello che è già c'è, deve rendere sempre più configurato e accessibile alla domanda internazionale. Questo mi pare sia non una scommessa, perché ripeto che tecnici e politici non possono fare scommesse tutte, devono avere i piedi per terra. Quindi è una prospettiva credibile di sviluppo di questo territorio che completa il percorso di riconversione del modello di sviluppo che parte dall'abbandono del modello del petrolchimico verso le energie verdi e guarda verso un futuro che è ecocompatibile e sostenibile e che ha dentro queste grandi realtà sulle quali il Presidente faceva ampio riferimento. Io non sottovaluterei anche nelle altre ipotesi, insomma, anche quelle delle moderne forme di fruizione per il parco archeologico di Meda, che ha anche una grande area archeologica. Stiamo immaginando 14 metri un progetto di restituzione in realtà aumentata, cioè con i sistemi dell'informazione, delle tecnologie dell'informazione, di ricostruzione degli eventi storici della battaglia che lì si svolse in epoca notte. Perché questo perché questi eventi è importante, perché attrae, parlo da economista del turismo, attrae sentimenti di domande che sono totalmente nuovi, sono quelli che noi abbiamo. Noi non abbiamo come obiettivo, se vogliamo fare dei beni culturali, un volano di sviluppo del turismo, dell'economia regionale, il turista comune, cioè l'esperto di archeologia che viene a Gela come può andare a Centuripe perché sa cosa andare a trovare, ma è un segmento piccolissimo. Noi vogliamo tirare dentro la domanda di turisti che vogliono vivere esperienze, quindi anche i giovani, i ragazzi che si trascinano poi a queste famiglie. Immaginate cosa è successo a Genova con i bambini che vogliono vedere l'acquario e se portano dietro papà, mamma, nonna e nonna per andare e pagano tutto quando vanno sia all'albergo che l'accesso. Vogliamo avere una modalità di fruizione che sia, come dire, suscettiva e che crei suggestioni in questa diciamo, parte importante della domanda potenziale di turismo. E io credo che su questo ci siamo, il progetto va anche approfondito, valutato in tutti gli aspetti che implicano costruzione di eventi attorno alle grandi aree archeologiche, perché su questo facciamo i numeri, facciamo i centinaia di migliaia di visitatori e poi i milioni di presenze alla quale li fanno. Il Presidente, in quanto capo del governo, e gli assessori all'ARA ambiscono perché le risorse si devono per fare sviluppo, non soltanto per fare, come dire, soltanto vicini. Grazie.